Sangue dappertutto, le urla, una scena dell'orrore, quella che si è parata davanti a molti residenti dei condomini tra via Dorighello e via Cordenons nel quartiere Forcellini di Padova. A terra, nell'androne del palazzo, i corpi di 3 persone, uno agonizzante blocca con il piede la porta del condominio, l'addome squarciato dalle coltellate, 2 urlano per il dolore e chiedono aiuto, anche loro hanno ferite d'arma da taglio, sono 3 giovani albanesi, il più grave, 24 anni, muore mentre arrivano i soccorsi, altri 2 di 26 e 28 vengono portati in ospedale. La vittima è Albert Deda, ma ci sono anche altri 2 giovani uomini feriti, sono 2 fratelli albanesi che vivono in un appartamento al 4º piano e che i testimoni hanno visto litigare con i 2 fratelli. Quando arrivano i carabinieri però non si trovano. Una vicina dice di averli visti salire le scale verso il loro alloggio. Si sentono anche rumori, sospetti. I militari intervengono con le squadre antiterrorismo e sfondano la porta. Un boato squarcia il silenzio del caldo pomeriggio estivo. L'abitazione è vuota. I 2 fratelli, Ilmi e Clinton Rakipai, sono in fuga a bordo di una Clio rossa. A confermarlo un'altra testimone accorsa sul balcone dopo aver sentito le urla. Dice di aver visto i 2 ragazzi con le maglie sporche di sangue salire a bordo dell'auto e fuggire. Ho visto 2 ragazzi seduti per terra che così, col sangue e basta, non ho visto altro perché io sono andata via subito, perché sono uscita dal mio cancello, perché io abito di là. Ok. E ho preso la macchina, c'era un ragazzo che ha chiamato l'ambulanza che non conosco. Ho sentito gridare. Per tutto il pomeriggio, fino a tarda serata, i carabinieri e il pubblico ministero Roberto Piccioni insieme alla scientifica sono rimasti a repertare tracce. Si cerca l'arma o le armi e si cerca di capire cosa abbia innescato la lite finita del sangue. I 2 ragazzi in fuga, uno studente e un muratore, sono descritti dai vicini come persone tranquille. Erano 2 ragazzi molto tranquilli che salutavano ed erano molto gentili, ecco, nulla lasciava pensare che ci potessero essere delle vicende così forti. La svolta a tarda notte con il loro arresto, fermati a pochi chilometri dal confine in provincia di Gorizia dalla polizia stradale.